Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Come sempre la prima parte della nostra informazione è dedicata alla cronaca, tantissime notizie da tutto il Veneto, poi sentiremo anche le nostre redazioni per le ultime novità dalla regione. Parleremo anche e ancora delle ricadute positive di quello che è stato un lungo weekend pasquale davvero importante per le città d'arte del Veneto, per i capoluoghi, ma anche per il litorale, la montagna vicentina, le Dolomiti. Un movimento di turismo davvero importante, visitatori ovunque, tantissimi veneti che si sono messi in viaggio. C'è grande attesa per il ponte del 25 aprile che però potrebbe essere funestato da qualche piovasco o da una perturbazione comunque importante di cui si dovrebbero vedere le prime avvisaglie già in giornata, quindi previsto brutto tempo con a macchia di leopardo, possiamo dire, per i prossimi giorni fino a domenica. Tante le manifestazioni organizzate proprio per il ponte del 25 aprile, vedremo che cosa succederà, vedremo cosa si potrà fare, ovviamente noi ve lo raccontiamo qui nel nostro telegiornale. Apriamo il nostro telegiornale quindi con la cronaca, andiamo a Padova, un rogo in abitazione ha causato l'evacuazione di 7 famiglie. Fiamme e fumo hanno invaso le stanze della casa in pochi minuti. Paura mercoledì nel tardo pomeriggio nel quartiere di Mortise. Un incendio è divampato in un'abitazione di via Madonna della Salute. All'interno c'erano una coppia con i loro 5 figli. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato in poco tempo il rogo. Le fiamme e il fumo nero visibili dalla strada hanno attirato l'attenzione di molti passanti che hanno allertato anche la polizia locale. In via Madonna della Salute sono arrivati anche i servizi sociali che si sono subito attivati per trovare una sistemazione temporanea per la famiglia sotto shock. Le fiamme infatti hanno pesantemente danneggiato l'appartamento e quindi 5 bambini con i genitori sono stati ospitati in una struttura alberghiera della città. Sembra che sia stato un cortocircuito ad aver innescato le fiamme. Un altro incendio ha creato danni e paura a Mogliano Veneto, auto e tettoia in fiamme, danni alla pizzeria. Il rogo che avvolge la vettura, le fiamme che si propagano dall'auto e investono la tettoia della Pompeiana in legno. L'allarme è scattato a Campocroce di Mogliano Veneto poco dopo la mezzanotte. A far accorrere i vigili del fuoco e i proprietari del bar pizzeria da Demo, dove l'incendio è scaturito. Abitano al piano di sopra e appena hanno visto e sentito cosa stava accadendo, sono usciti e hanno chiamato i pompieri. 2 le squadre in azione per domare le fiamme, mentre il rogo e il fumo danneggiavano anche una parte del locale molto noto in zona. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Dopo 3 ore di intervento l'incendio è stato spento. In corso la verifica sulla agibilità dell'edificio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Mogliano Veneto. Ora, inevitabile, inizia la conta dei danni. Nel telegiornale di ieri vi avevamo parlato di un pauroso incendio a Valdobbiadene dove le fiamme hanno divorato il rustico di un'azienda agricola, poi le fiamme sono state spente, ma abbiamo avuto modo anche di parlare con i proprietari dell'azienda. Sono tornato a casa da allenamento che pratico rugby, sono tornato a casa, pranzato e mentre ero nel mentre che stavo mangiando ho visto mia zia che entrava dentro casa e ci chiamava venite fuori che ha preso fuoco la stalla e siamo scesi ma non c'era niente da fare ormai. Le fiamme sono già alte, indomabili, quando la famiglia De Conti, titolare di questa azienda agricola a Saccollo di Valdobbiadene, si accorge del rogo divampato nella vicina stalla usata come rimessa. Non sono ancora le 10 di sera quando scatta l'allarme. Abbiamo provato a utilizzare gli estintori per salvare il più salvabile e poi quando non potevamo più fare niente abbiamo aspettato che arrivassero i pompieri. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna, del distaccamento di Asolo, un'autobotte da Treviso e alcuni volontari del Basso Feltrino, decine di uomini che hanno lavorato tutta la notte per tagliare il fronte dell'incendio, vista anche la vicinanza dell'abitazione dei proprietari, tanta la paura. È stato un bene che il vento tirasse verso su perché così ha preso di più il pino, così va bene, però abbiamo evitato rischi verso la casa. Le fiamme hanno incenerito attrezzatura varia, tra cui motoseghe, decespugliatori, oltre a un trattore e alcuni animali che non hanno purtroppo avuto scampo. Avevamo qualche coniglio dentro e sfortunatamente non siamo riusciti a fare niente.
salvarli. Le operazioni di spegnimento si sono concluse all'alba, mentre la bonifica è proseguita per tutto il giorno. Centinaia le scatole di cartone presenti nel rustico, utilizzate per il confezionamento delle bottiglie di prosecco. Sul posto anche i carabinieri di Valdobbiadene. Si esclude comunque il dolo. I danni in corso di quantificazione, ma comunque di decine di migliaia di euro, non sono soltanto economici. Anche morali più che altro, oltre che economiche, che non ci aspettavamo proprio, sinceramente. Così di punto in bianco. Ci arriva anche una notizia di viabilità, incidente fra mezzi pesanti nel tratto, il cosiddetto tratto maledetto della A4 tra gli svincoli di San Donà e Cessalto, con lunghe code verso Trieste, mezzi pesanti coinvolti nel sinistro, c'erano stati grossi problemi in autostrada. Adesso andiamo avanti, vediamo un servizio che ci arriva dalla nostra redazione di Vicenza: offese via social alla polizia cinquantenne denunciato. Vilipendio delle istituzioni. Con questa accusa la polizia postale delle comunicazioni denuncia un 52enne vicentino. È l'8 febbraio quando, alla notizia di un divieto di accesso ai pubblici esercizi firmato dal questore di Vicenza, tra i commenti sui social spicca quello dell'uomo, con considerazioni gravemente ingiuriose e lesive del prestigio, del decoro e dell'onore della Polizia di Stato. Ottenuti i necessari riscontri probatori, l'uomo è stato identificato e denunciato all'autorità giudiziaria. Un episodio che dimostra come i social non siano una zona franca dove si possono esprimere impunemente aggressività verbale e offese né contro altri cittadini né contro pubbliche istituzioni. Le forze dell'ordine monitorano le piattaforme online che non fanno parte di una realtà virtuale dove tutto è lecito, anzi offese e ingiurie sui social costituiscono una fattispecie di reato aggravato dall'utilizzo di un mezzo di comunicazione di massa. Vi ricorderete della notizia di cui abbiamo parlato ieri, ovvero l'imbrattamento della sede di Azienda Zero e Agenzia delle Entrate a Padova con scritte Novax, insulti al Presidente della Regione, al Sindaco di Padova e al Premier Mario Draghi. Sono già stati denunciati in 2. Li hanno sorpresi con la bomboletta spray ancora in mano mentre stavano imbrattando con insulti e frasi oltraggiose, dichiara matrice Novax, i muri e le vetrate dell'Agenzia delle Entrate di Padova in via Turazza. Un 36enne di Faenza e un 37enne foggiano sono stati denunciati per danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e vilipendio. Gli insulti poi sono stati rivolti al sindaco di Padova Sergio Giordani, al governatore del Veneto Luca Zaia, che vengono definiti nazisti e criminali. La sigla è sempre la stessa: vivi per la libertà dei diritti. Ci spostiamo un poco più là e vi mostriamo anche le altre scritte: i vaccini uccidono, e insulti anche al Premier Draghi. I carabinieri sono intervenuti in piena notte, trovando i 2 ancora intenti a compiere la loro vile opera. La bomboletta di vernice rossa è rimasta accanto alle vetrate. Gli uffici, aperti in mattinata, non hanno però mai interrotto l'attività. Altri insulti al governatore Luca Zaia sono poi comparsi fuori dalla sede di Azienda Zero in piazzetta Gasparotto a Padova. I responsabili potrebbero essere gli stessi, dato che la vernice usata sembra essere la stessa, così come per le scritte comparse anche sui muri della facoltà di biologia e matematica. Per i 2 uomini ora la questura potrebbe mettere anche dei provvedimenti amministrativi. Intanto dal mondo politico la condanna a questi atti di vandalismo è unanime. Sono 4 scalmanati, per cui non mi preoccupo assolutamente. Io credo ai medici, alla scienza, sono orgoglioso di quello che ho fatto, fare campagna perché tutti si vaccinino. Abbiamo obbligato per primo a mettere le mascherine. Adesso sta ancora circolando il Covid. Se non avessimo avuto i vaccini, io penso che oggi ci iniziamo ad avere un po' di tosse, un po' di raffreddore. Sarebbe stato un'ecatombe, per cui grazie ai medici, grazie alla scienza, io credo a loro, rifare le stesse cose. Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto, come penso lo sarà Zaia, e continuerò in questo senso. Bisogna stare attenti, bisogna vaccinarsi. Tutte le altre fantasie non mi interessano. Uno sfregio tanto becero quanto inutile, ha commentato anche in una nota il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l'ultimo di numerose testimonianze di un clima d'odio che sta avvelenando il paese, che certo non riusciranno a scalfire però l'impegno delle istituzioni e degli amministratori in una fase storica così difficile come quella che stiamo vivendo, ha detto Zaia.
Poi sentiremo la nostra redazione padovana per capire se ci sono altre notizie riguardanti questa vicenda o altre notizie di cronaca nel corso della nostra informazione. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Prima della pubblicità abbiamo visto gli aggiornamenti con le denunce alle persone ritenute responsabili delle scritte Novax contro il Presidente Zaia, il Sindaco di Padova Giordani, Premier Draghi, alla sede dell'Agenzia delle Entrate di Padova e anche ad Azienda Zero. C'è un altro aggiornamento che ci arriva proprio in questo momento dalla nostra redazione padovana, vediamo. Le scritte sono ancora ben visibili in via Turazza, nella sede dell'Agenzia delle Entrate, lungo tutta la facciata dell'edificio. Nei confronti dei due autori fermati in flagranza dai carabinieri del radiomobile, un 36enne di Faenza e un 37enne foggiano, oltre alla denuncia il questore sta valutando dei provvedimenti amministrativi. Nel frattempo in prefettura si è riunito un vertice che ha disposto una sorveglianza per gli edifici colpiti e per il sindaco della città di Padova, Sergio Giordani. La decisione è al termine di un vertice alla presenza delle autorità cittadine. I due autori delle scritte all'Agenzia delle Entrate sono stati fermati dai carabinieri di Padova dopo una richiesta arrivata dai residenti con le bombolette ancora in mano. Le indagini nel frattempo continuano. Nel mirino questo simbolo, la W Vivi, all'interno del cerchio rosso, un movimento che sta colpendo in varie città d'Italia. Scritte simili a quelle contro il presidente del Veneto Zaia e del sindaco di Padova Giordani sono comparse a Venezia, nel mirino il presidente del Consiglio Draghi, ma anche a Bergamo, Ancona, Lecce e Foggia, un movimento di chiara matrice Novax collegato in rete via Telegram che continua a cercare quelli che si autodefiniscono guerrieri. Corale la condanna al raid di mercoledì. Alle numerose voci si è unita anche quella della rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli, che ricorda: come ho avuto già modo di dire, l'Ateneo che fu di Galileo è la casa di chi riconosce il valore fondamentale della scienza, non di chi si assume l'arroganza con insopportabili toni d'odio, come in questo caso, di negarla. Nella giornata di ieri erano partite le ricerche di una persona scomparsa dal Bellunese, triste epilogo per la ricerca del quarantenne che appunto dalla mattinata di martedì 19 aveva fatto perdere le proprie tracce sulla sua Jeep Compass e si era allontanato da casa. Nella serata di ieri, a distanza di oltre 24 ore, le ricerche si sono concluse a Enego, sull'altopiano dei 7 comuni, con il ritrovamento dell'uomo purtroppo senza vita. I familiari del quarantenne, che abitava a Feltre e svolgeva la professione di infermiere a Santa Maria del Prato, avevano lasciato trascorrere parte della giornata di martedì, ma già nel pomeriggio, non avendo contatti, avevano richiesto l'intervento dei carabinieri che avevano avviato le prime ricerche. Quindi si è conclusa tragicamente questa ricerca. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, vediamo una fuga rocambolesca dal carcere di Vicenza. Riacciuffato dopo solo 2 ore dall'evasione dal carcere, un cittadino bosniaco di 34 anni lunedì sera era riuscito a scappare in modo rocambolesco dalla casa circondariale Filippo del Papa di Vicenza. Da una prima ricostruzione dei fatti, il bosniaco, con documenti croati ma di fatto senza dimora, verso le 22 sarebbe riuscito ad evadere la sorveglianza e, dopo essersi arrampicato su un muro alto 6 metri, aveva tentato di dileguarsi saltando nel vuoto. Il detenuto godeva di una serie di benefici di pena che gli consentivano di uscire dal carcere durante il giorno per svolgere un'attività lavorativa, per poi rientrare la sera e trascorrere la notte in cella.
Lunedì invece l'uomo ha sfruttato un momento in cui le guardie erano impegnate con un altro detenuto, scappando e cercando di far perdere le proprie tracce. Immediatamente è scattata la caccia dell'uomo, terminata dopo poche ore. Gli stessi agenti di polizia penitenziaria hanno intercettato il fuggitivo in centro città, riportandolo in carcere. Un risultato eccellente che dimostra la professionalità degli agenti, nonostante le croniche gravi carenze di organico con cui garantiscono comunque la sicurezza della casa di reclusione. Anche questa volta il reparto della Polizia Penitenziaria di Vicenza è riuscito a distinguersi nel riarrestare l'evaso. Il personale tutto e il comandante del reparto hanno dato il massimo per assicurare alla giustizia quello che era l'evasione ormai consumatasi. Una congratulazione va a tutto il personale che ha risposto in maniera eccellente. A Cittadella un'infermiera è stata aggredita all'esterno dell'ospedale. Aggredita nel parcheggio esterno dell'ospedale prima di iniziare il suo turno è accaduto la notte di Pasquetta a Cittadella ad un'infermiera cinquantenne residente nell'Alta Padovana. La donna è stata assalita e buttata a terra da 2 uomini, non si sa se per un tentativo di stupro o di rapina. Fortunatamente è stata salvata da un passante che, sentendo le urla, ha cominciato a correre verso di lei mettendo in fuga i 2 malintenzionati. Sul posto sono arrivati i carabinieri chiamati dal passante, che ha anche cercato poi di fornire un identikit dei 2 aggressori. L'infermiera sotto shock è stata tranquillizzata e curata. Secondo il suo racconto, uno degli aggressori aveva la pelle più scura ed entrambi avevano un accento straniero. Adesso torniamo a Vicenza, dove, lo sappiamo, uno dei grandi mali della città è legato allo spaccio, al consumo di sostanze stupefacenti. Ormai da qualche anno le forze dell'ordine stanno portando avanti operazioni sempre più incisive per debellare questo fenomeno. La questura nelle ultime settimane ha effettuato decine di interventi, sono intervenuti anche i carabinieri con una maxi operazione antidroga in città. Ci fanno sapere dalla nostra redazione che è stato trovato addirittura un covo di pusher nel quartiere San Pio X. Un blitz dei carabinieri scattato all'alba ha messo fine all'attività di un centro nevralgico dello spaccio di droga in città. 7 gli uomini di origine nigeriana che sono stati arrestati colti in flagranza all'interno di questo condominio in via Tornieri nel quartiere di San Pio X. A mettere gli uomini dell'arma sulle tracce degli spacciatori anche le testimonianze dei cittadini. A seguito di alcune segnalazioni di cittadini esasperati, l'intervento dei carabinieri in forze ha messo fine a quella che era una centrale dello spaccio. Per smantellare questa centrale dello spaccio, che rifornirebbe non solo il quartiere ma anche altri poli cittadini come Campo Marzo, è stato necessario intervenire in forze per circondare l'isolato. Non solo la Compagnia di Vicenza, a partecipare anche gli uomini delle stazioni di Camisano, Campiglia dei Berici, Sossano e Torre di Quartesolo, coadiuvati dall'unità cinofila antidroga di Torreglia. Poco dopo le 5 i carabinieri hanno fatto irruzione in 2 appartamenti, sequestrati 175 grammi di cocaina ed eroina, già confezionati in oltre 100 dosi, parte in sasso e altre in ovuli, 3 grammi di marijuana, materiale di confezionamento, bilancini di precisione e la somma di quasi 42.000 euro in contanti, considerata provento dello spaccio. Abbiamo trovato un quantitativo importante di sostanze stupefacenti e dei soldi, quindi provento dell'attività di spaccio. Segnalazioni ai cittadini quali erano? Cosa si lamentavano? Un via vai continuo dalla mattina alla sera di persone che entravano in quei 2 appartamenti. Una situazione che trova conferme nelle dichiarazioni dei residenti più coraggiosi del quartiere, che ci hanno testimoniato la loro insofferenza. Via qua, in via Corbetta in fondo è. E cosa vede? Il movimento di che cosa? Di tutto, gli spacci, porta via. In garage 4 biciclette, non vi dico altro. Specialmente gli anziani che devono aver paura perché ti danno uno spintone, ti buttano per terra. Deve controllare un po' di persone a sera che passano vigili o non lo so, carabinieri e così. Penso che dopo non succedano queste tutte cose. Soprattutto la sera che si vede, ecco, lo dico. Sì, anche a sera, anche il giorno vanno anche matti con le macchine, con tutto casino, dai. Segnale, ma il segnale sarebbe da chiuderli dentro. Quello sarebbe un bel segnale, perché rivederli in giro domani, dopodomani o sulla città più in là. Merito alle forze dell'ordine, ma è al governo che dovrebbero cambiare le leggi.
Avete sentito l'insofferenza, la rabbia dei cittadini verso situazioni che a volte si trascinano per lungo tempo, non per volontà ma proprio per la difficoltà di sradicarle. Abbiamo visto operazioni della Questura, in questo caso maxi operazione dei Carabinieri. Il Comune scende in campo, sempre a Vicenza ovviamente, con un allungamento dei turni della polizia locale, ma non è questa l'unica novità. Investire in sicurezza, un asset che per i cittadini è fondamentale, e il weekend è il momento più delicato della settimana. Ecco perché a Vicenza la polizia locale rafforza il controllo della città nelle 2 serate del venerdì e del sabato, ampliando l'orario in cui le pattuglie sono operative oltre la mezzanotte fino alle 3 del mattino. Il venerdì e il sabato notte sono le notti dove c'è la movida, dove ci sono i fatti più eclatanti, e di solito noi lavoriamo in stretto contatto con le forze di polizia dello Stato, quindi come Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, coordinate dal prefetto, del questore. Andiamo a rafforzare quei controlli sul territorio che permettono ai cittadini di stare più tranquilli. I nuovi orari per le pattuglie della polizia locale inizieranno tra un mese. Weekend sicuri per presidiare le zone della movida, ma anche per intervenire negli incidenti che purtroppo nel fine settimana sono statisticamente più frequenti. L'estensione dell'orario di servizio nelle giornate del venerdì e sabato, che poi sappiamo sono i giorni nei quali avvengono il maggior numero di incidenti stradali, sarà sicuramente un rinforzo ed ausilio alle altre forze di polizia dello Stato che potranno occuparsi di attività di vigilanza del territorio di competenza generale. L'ampliamento degli orari delle pattuglie nel weekend sarà accompagnato da un aumento dell'organico della polizia locale. 5 nuovi agenti di polizia locale che arriveranno tra maggio e giugno in sostituzione dei pensionamenti, e inoltre un concorso per assumere 2 nuovi ufficiali di polizia locale. Sicurezza per i vicentini, ma anche per gli agenti, che verranno dotati di bodycam, una telecamera personale, un occhio elettronico che sarà testimone silenzioso di quanto avviene attorno alla gente e che documenterà le operazioni nell'ambito delle attività di polizia giudiziaria. In diverse situazioni anche pericolose questo dispositivo può aumentare la sicurezza degli stessi operatori, e anche con l'estensione di questo turno andiamo ad aiutare le forze dell'ordine impegnate nella notte, quindi un affiancamento in più al servizio dei cittadini. Come si suol dire, botta e risposta, problemi e soluzioni. Noi ve li raccontiamo nei nostri telegiornali, raccogliamo anche le vostre istanze, i vostri racconti, i vostri problemi che potete segnalarci con i numeri che vedete in sovrimpressione o via mail alle nostre redazioni. Adesso noi però facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca, le tragedie sulle strade del Veneto di questo fine settimana, del lungo fine settimana pasquale, portano con sé veramente un carico di dolore e lutto pesantissimo per chi era vicino alle persone coinvolte. Siamo andati a sentire che cosa avevano da dire gli amici di Mattia Citton, 23enne, morto, ricorderete, la sera di Pasquetta sul Monte Grappa dopo essere precipitato con la sua auto in una scarpata. Era un ragazzo d'oro, mancherà tantissimo a tutti noi. Così i titolari e il direttore dell'Edil Grappa, l'azienda di Semonzo dove lavorava da 4 anni Mattia Citton, il 23enne di Borsora del Grappa, morto la sera di Pasquetta finendo con il suo pick-up in una scarpata sul Monte Grappa. Il giovane, lo ricordiamo, aveva trascorso la giornata con gli amici al rifugio Alpe Madre. Al momento di tornare a casa, lungo la strada panoramica delle Penise che porta a Colmoschin, ha tentato un'inversione di marcia, ma una manovra
manovra sbagliata è stata fatale e l'auto è precipitata nel burrone senza che nessuno se ne accorgesse. La vettura è rotolata per 400 metri, Mattia è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Per lui non c'è stato nulla da fare. Al lavoro lo ricordano come un ragazzo pieno di iniziativa, coscienzioso, pignolo e puntuale nel portare a termine i compiti che gli venivano assegnati. In azienda nessuno ha voluto parlare davanti alla telecamera perché, ci hanno confidato, è un dolore troppo grande da esprimere. Mattia andava d'accordo con tutti, amante della montagna. Non erano rare le occasioni in cui il sabato o la domenica usciva in escursione assieme ad alcuni compagni di lavoro che gli saranno vicini sino all'ultimo. Il giorno del funerale, la cui data ancora non è stata fissata, ed il Grappa resterà chiusa e tutti saranno presenti in chiesa per l'addio al collega e amico Mattia Citton. Parliamo ancora di incidenti stradali perché sono 15 le vittime della strada nella sola Marca trevigiana dall'inizio dell'anno. L'ultima in ordine di tempo è la 24enne morta a 4 giorni di distanza dallo schianto avvenuto a Paese. Vediamo il servizio. Doveva essere il viaggio che le riportava a casa per le vacanze di Pasqua. Si è trasformato nella tragedia di una famiglia che ora piange la morte di una ragazza di appena 24 anni. Donica non ce l'ha fatta. 4 giorni di agonia, poi il suo cuore ha cessato di battere. La giovane kosovara era rimasta gravemente ferita nello schianto avvenuto all'alba di sabato scorso lungo la strada Castellana a Padernello di Paese. Un terribile frontale tra la Polo, sulla quale viaggiavano la ragazza e la sorella 25enne, e un camion guidato da un trasportatore veneziano di 35 anni che proveniva lungo l'opposta direzione di marcia. Nello schianto le 2 giovani erano rimaste entrambe incastrate tra le lamere dell'abitacolo dell'auto, finita in un fossato fuori strada e ferite molto seriamente. Le condizioni di Donica in particolare erano apparse subito disperate. Era stata intubata sul posto e poi trasferita d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cafoncello, dove ha lottato tra la vita e la morte prima di cedere, mentre la sorella se l'era cavata con ferite meno serie. La notte stessa dell'incidente le ragazze erano partite da San Michele d'Adige, in provincia di Trento, dove risiedevano, dirette all'aeroporto di Treviso per tornare in Kosovo e festeggiare la Pasqua con i familiari. Poco dopo le 6, quando erano quasi arrivate, il tragico appuntamento con il destino. Nella notte di ieri un altro incidente a Concordia Sagittaria, a perdere la vita un 25enne. Vediamo se ci sono novità. Era da poco passata la mezzanotte quando lungo la Triestina, Concordia Sagittaria, nel tratto fra Lisone e Portogruaro, Ramadan Ramic, 25enne di origine kosovara, è stato travolto in pieno da un'auto. Alla guida un 57enne triestino residente nel capoluogo giuliano che stava viaggiando in direzione Venezia. La strada non era illuminata e sembra che il ragazzo stesse camminando proprio nel mezzo. Il 57enne se lo sarebbe trovato davanti, non riuscendo ad evitare l'impatto che è stato molto violento. Ramic sarebbe morto sul colpo. I sanitari del 118, giunti poco dopo sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Insieme a loro sono arrivati anche i carabinieri di Portogruaro per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, già nota alle forze dell'ordine per vari precedenti penali, si trovava proprio in mezzo alla strada quando è sopraggiunta l'auto. Potrebbe non essere stato completamente lucido, ma sarà solo l'autopsia a chiarire ogni dubbio degli investigatori. Nel frattempo, l'auto guidata dal 57enne, un'utilitaria, è stata posta sotto sequestro e al momento si procede per omicidio stradale. Anche se una volta avuto l'esito autoptico e terminati tutti i rilievi, il triestino potrebbe uscirne indenne. Ramic viveva con i suoi genitori e i fratelli poco distante dal luogo in cui è avvenuto l'incidente e dove ha trovato la morte. Ieri a Fara di Soligo un camion ha perso parte del carico, vediamo. Molta paura, strada bloccata per quasi 4 ore, ma fortunatamente nessun ferito. Questo è il bilancio dell'incidente accaduto intorno alle 12:20 di oggi in via San Francesco, tratto della provinciale 32 a Farra di Soligo. Un camion che trasportava lunghe barre di ferro ha perso, per cause che ora dovranno essere accertate, parte del carico finito lungo la carreggiata. Una macchina sopraggiungeva da Farra di Soligo verso Soligo, l'autista si è accorto, macchina ovviamente all'ultimo, che il camion stava perdendo il carico, però è stato centrato, è riuscito a scherzare e quindi è stato sbalzato poi con la macchina in mezzo alla strada e la macchina è praticamente da buttare. Miracolosamente l'automobilista, un 45enne del posto, ne è uscito illeso. Fortunatamente l'automobilista anche illeso, era molto scosso ovviamente perché sì,
non si aspettava una cosa di questo tipo, poteva veramente essere una tragedia e ben di peggio. La strada è stata chiusa per permettere alla ditta, intervenuta con altri camion e una gru, di recuperare il carico di ferro. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Inevitabili le ripercussioni sul traffico già intenso vista l'ora di punta. Solo alle 16 la provinciale è stata riaperta alla circolazione. Essendo chiusa la provinciale, praticamente è stato bloccato completamente tutto il comune, quindi le macchine non hanno dovuto transitare per le laterali e quindi il traffico è stato scaricato sulla parte bassa del paese. Torniamo nella Marca trevigiana per il seguito della vicenda davvero incredibile che ha visto l'accoltellamento di un autista dei bus. Un pugno in faccia all'autista del bus, le ferite al volto e al braccio con un coltello a serramanico. Malgrado questo, il 21enne brasiliano, arrestato ieri a Nervesa dai carabinieri per la violenta aggressione al conducente della MOM, è già stato rimesso in libertà. Il giudice ha disposto per lui l'obbligo di firma e, avendo chiesto un rito alternativo, il giudizio abbreviato, il processo per direttissima non si è celebrato, tutto rinviato al 24 ottobre. I timori del presidente della MOM, Giacomo Colladon, si sono dunque materializzati. Servono provvedimenti severi, aveva invocato a caldo, e lo stesso ribadisce oggi il rappresentante sindacale dei lavoratori. Dovrebbero essere messi in prigione, dovrebbero pagare le pene e probabilmente queste cose non succederebbero. Colladon ha sentito al telefono l'autista ferito. Ho cercato di difendermi, gli ha raccontato, chiudendomi poi dentro il pullman. La nostra vita quotidiana sta peggiorando di giorno in giorno, il lavoro nostro purtroppo ha degli svolti che in passato manco si immaginavano. Subiamo quotidianamente aggressioni verbali, siamo passati alle aggressioni fisiche, ma adesso abbiamo oltrepassato la misura perché siamo arrivati alla minaccia con coltello. Per cui non possiamo venire al lavoro col pensiero che non sappiamo se torniamo a casa sani. Prefettura, forze dell'ordine e MOM stessa stanno da tempo mettendo in campo provvedimenti di ogni genere per rendere più sicuro il lavoro di autisti e controllori. Ulteriori temi sul tavolo li pone il sindacato. Ad esempio il riconoscimento, quello che già attualmente la nostra azienda fa, di parte civile, che si costituisca parte civile in questi casi, oppure riconoscimento di pubblico ufficiale, dove che praticamente le pene vengono accentuate in questi casi. Sarebbe già una grossa novità, un grosso aiuto che ci possono dare le istituzioni. Torniamo in provincia di Vicenza, nel Bassanese, dove un uomo era pronto a partire per l'Ucraina per combattere. La guerra non è lontana, non dalle coscienze, non per chi si batte in prima linea per la solidarietà e nemmeno per chi pensa addirittura di armarsi e andare a combattere in Ucraina. Un vicentino sarebbe stato individuato dalla Digos e dalla polizia postale. Da accertamenti sui social e sulle chat di messaggistica pare che l'uomo, che vive nel Bassanese e che lavorerebbe per un istituto di vigilanza privato, avrebbe manifestato l'intenzione di entrare nelle fila della Legione Straniera di Difesa creata dal Ministero di Kiev. Per questo la questura di Vicenza gli avrebbe sequestrato armi e munizioni detenute regolarmente. Nel corso delle indagini, sulle quali vige il massimo riservo, sarebbe stato individuato anche un ucraino che da anni vive nel Vicentino. Nel suo caso, però, non sarebbe scattato nessun provvedimento amministrativo perché lo straniero avrebbe già lasciato l'Italia per tornare in Ucraina. Le indagini starebbero proseguendo per individuare eventuali foreign fighters. Naturalmente di queste situazioni vi daremo conto poi nei nostri telegiornali TG Bassano e TG Vicenza, nei quali arrivano tutte le notizie dal territorio. Adesso, in attesa di poter andare a sentire le nostre redazioni per capire quali sono le ultime notizie dal Veneto, noi facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi, torniamo fra pochissimo, siamo in diretta fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Mettiamo un attimo in stand-by la pagina della cronaca e andiamo a Padova per vedere una situazione piuttosto particolare che si è creata in una casa di riposo. Abbiamo sul posto la nostra Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì,
Sì, buongiorno Ferdinando, in realtà parliamo del fenomeno generale, del problema della carenza di personale infermieristico non solo all'interno delle case di riposo ma in tutta la sanità. Il problema più grave sono le case di riposo, perché si tocca con mano la situazione e si può fare anche un rapido calcolo. I numeri sono preoccupanti perché è stimato che solo nel Padovano manchino 200 infermieri all'interno delle case di riposo con reparti a rischio chiusura. Facciamo il punto della situazione di quella che è solo la punta dell'iceberg con Fabio Toso, direttore generale della Fondazione Opera Immacolata Concezione qui di Padova. Questa è una delle strutture, ma in tutto il Veneto ce ne sono altri 13 e purtroppo il problema che si verifica qui nel Padovano è comune anche in tutta la regione. Con che cosa vi trovate a gestire quotidianamente? Beh, questo, come dicevo giustamente, il problema della mancanza di infermieri è un problema generale italiano, è un problema del Veneto, quindi noi lo viviamo nelle nostre residenze, qui a Padova in particolare mancano questo numero di infermieri e la sanità sta continuando ad assumere proprio perché gli infermieri mancano, le facoltà non formano gli infermieri che servono. Nel nostro settore dell'RSA noi dobbiamo dare risposte a persone che hanno bisogno di assistenza, in particolare infermieristica, quindi non possiamo garantire il servizio a tutti. Oggi nel Veneto, nelle residenze per anziani, ci sono circa il 10% di posti vuoti per mancanza di personale, in particolare infermieristico. Questo è un problema sia per le persone che hanno bisogno, sia per le nostre strutture, per le nostre organizzazioni e per la nostra struttura di bilancio. I reparti iniziano anche a chiudere, quindi, se mancano gli infermieri. Siccome l'assistenza va data con tutto il personale specializzato, è fondamentale che ci siano queste presenze, è fondamentale che queste presenze siano anche preparate, che siano presenze che garantiscono l'assistenza, e ricordiamocelo, H24, perché l'infermiere c'è H24, quindi se non è possibile avere questi numeri è necessario chiudere dei reparti, perché questa mancanza, fra l'altro, non vede per noi delle prospettive positive, perché la mancanza di formazione nelle università renderà cronica questa necessità. Qual è l'appello che fate? L'appello che facciamo è rivedere la programmazione dei corsi di laurea in infermieristica, almeno nel Veneto, ma sappiamo che è un problema tutto italiano, quindi credo che bisogna porre il problema a livello nazionale, ma bisogna anche porre anche il tema, perché la soluzione vera sarà per il momento, per i prossimi anni, le persone, gli infermieri, il personale che viene dall'estero, e questo personale dall'estero oggi può venire in Italia con una deroga fino al 31/12/2022. Noi chiediamo anche che questa deroga venga spostata almeno fino al 31/12/2024. Valentina, approfitto della... Ferdinando, hai sentito, questa è la situazione. Certo, approfitto della presenza di un ospite così ben informato per chiedere, se è possibile, in poche parole, perché non vogliamo rubare ulteriore tempo, sappiamo che è una giornata molto molto complicata, è possibile tracciare un po' il quadro di quello che è successo nelle case di riposo del Veneto negli ultimi 2 anni? Ne siamo fuori? È tutto finito? Ci sono ancora situazioni difficili da gestire? Mi chiede Ferdinando Garavello se è possibile fare il quadro di questi 2 anni di gestione delle case di riposo, 2 anni in piena pandemia. Ne siamo venuti fuori, cosa serve e insomma come sta andando la situazione? Adesso, dopo le campagne vaccinali, bisogna proprio dire che tutte le residenze hanno veramente un rischio bassissimo, sia per quanto riguarda il contagio, ma soprattutto per quanto riguarda gli esiti di questo contagio. La campagna vaccinale è stato un grandissimo successo e tutti gli ospiti delle residenze, abbiamo una percentuale oltre il 99% che ha voluto vaccinarsi. Ma perché ha voluto vaccinarsi? Perché nelle residenze, all'interno delle residenze, si è sentita protetta, e questo per noi è un grande orgoglio, ma soprattutto per il nostro personale che si è preso cura di queste persone fragili. Ecco perché il nostro appello di dire è necessario che noi abbiamo le forze, le risorse umane per poter continuare a garantire la sicurezza di questi nostri ospiti. Durante la pandemia, lo dico sempre forte, i nostri ospiti non hanno mai rifiutato le terapie, non hanno mai rifiutato l'attenzione del personale, non si sono mai lasciati andare, perché si sono sentiti il nostro personale vicino che si è preso cura di loro. Questi 2 anni sono stati molto faticosi, ma oggi noi possiamo dire che la garanzia di salute è data proprio dalla qualifica del personale che è all'interno delle nostre residenze. Ecco perché l'appello per gli infermieri è veramente forte. Ecco.
Valentina, grazie. Allora da Padova è tutto, vi restituisco la linea. Ringraziamo Valentina Visentini, suo ospite Fabio Toso. Abbiamo sentito la situazione delle case di riposo, non solo con quello che è successo fin qui, ma anche e soprattutto in una prospettiva di interventi davvero importanti per un settore che avrà bisogno di sempre maggiore attenzione da qui in avanti. Adesso restiamo a Padova per parlare. Abbiamo parlato di anziani, parliamo invece di giovani, parliamo della cosiddetta movida che a volte può risultare un po' invadente, usiamo questo termine, soprattutto per i residenti. Il Portello è da sempre zona di movida studentesca, sono entrati in funzione proprio ieri sera i tutor del comune. Vediamo com'è andata. Si può vedere come la situazione del quartiere si stia mano a mano normalizzando in entrambi i due fronti, grazie all'amministrazione rispetto al secondo, quello della sporcizia, si è mossa molto, diciamo, e possiamo vedere anche come le strade, il fronte piazza, il fronte scalinata, che una volta era l'elemento emblematico del disagio dei residenti e diciamo della punta massima della maleducazione, no? Di questa movida nascente, si sia decisamente normalizzato. Ogni giovedì mattina c'è una squadra che presto, nelle prime ore della mattina, viene a pulire quanto successo e quanto lasciato dai ragazzi la sera prima, quindi l'elemento di disagio ma anche di pericolo, ricordiamo era anche quello, vetri rotti, oltre alla sporcizia, c'era effettivamente un problema di sicurezza anche dei residenti, sia mano a mano sparito. Alcuni punti critici restano, come questo ad esempio, dove oltre alla sporcizia l'aria è maleodorante, ma i passi in avanti in quello che è un campus a cielo aperto con studenti italiani e internazionali ci sono stati, la conferma anche da un esercente. Alessandro Chiarotto, il bar Trescalini, un bar storico. Voi avete scelto di essere chiusi però la sera? Sì, siamo chiusi, noi chiudiamo con la fine degli aperitivi verso le 8:30, 9, andiamo adesso con la luce, teniamo un po' più aperto e quando calano i clienti nostri noi chiudiamo. Ascolti, però la mattina quando arrivate la situazione è migliore rispetto a qualche tempo fa? La situazione è migliore, poi c'è una grande forza degli operatori ecologici che puliscono, ci sono bidoni che l'amministrazione comunale ha messo, bidoni del vetro, della plastica, e forse si sono spostati un po' i ragazzi un po' più in là e quindi troviamo qualche volta qualche bottiglia, però molto meno dell'anno scorso. Noi ci siamo sentiti proprio noi nel periodo del lockdown. Sì. Per fortuna ce lo siamo lasciati alle spalle. Per fortuna sì, è ritornare alla vita. Adesso si manca solo levarci le mascherine e va bene così, insomma. I ragazzi sono tornati per fortuna e portano allegria, oltre al lavoro. Restiamo nel Padovano, ma solo come sede di un importante appuntamento che si è svolto per parlare e soprattutto cercare di capire quali possono essere le soluzioni al caporalato in agricoltura. La legalità per noi è un elemento determinante della nostra organizzazione, una missione della nostra organizzazione, ma la tranquillità anche delle nostre aziende agricole che oggi vanno a assumere. Questi gli obiettivi dell'incontro che si è svolto a Limena tra agricoltori ed esperti del mondo del lavoro. Una mattinata dove è stato affrontato il tema del caporalato, nascosto dietro a partite IVA aperte da stranieri senza autorizzazione all'impiego su somministrazione o a cooperative che non possono sostituirsi alle agenzie interinali. Differenze sostanziali che però sono poco visibili di fronte alla costante richiesta di manodopera da parte degli imprenditori della terra. Sono venuto qua proprio per poter capire come essere sicuro di fare il mio lavoro di qualità, perché anch'io comincio a servirmi di aziende terze che mi forniscono sia lavorazioni con macchine che con operai direttamente. Sono 3 le regole principali da rispettare per non rimanere invischiati, seppur in buona fede, in casi di caporalato. Chiunque venga a offrire lavoro deve essere attentamente verificato, perché non può essere una ditta qualsiasi che offre lavoro. 2, la questione del prezzo. A quali prezzi io sto
pagando questo personale. 3, verificare le condizioni di vita. Se io do un incarico a una ditta con titolare un qualsiasi persona extra UE, fare una verifica parlando, interagendo anche con le persone che lavorano per lui, e attenzione alla salute e sicurezza. La lingua veicolare diventa parte integrante di una buona e corretta gestione. Non lo faccio io imprenditore, però l'associazione. Quindi oggi siamo qui con CIA perché l'associazione può molto in questa fase. C'è molto da fare a livello formativo da parte nostra, da parte dell'associazione di categoria rispetto ai nostri associati, ma c'è necessità anche di trovare delle soluzioni a un mondo del lavoro, quello agricolo, che è estremamente particolare, grossi flussi di lavoro nel momento delle raccolte delle semine, minore lavoro nel resto dell'anno. E adesso vediamo delle immagini davvero incredibili, immagini che hanno fatto il giro del web in poche ore, che sono ovviamente arrivate anche a noi. Una macchina, un'automobile sul ponte di Bassano, Ponte Vecchio, Ponte degli Alpini, chiamatelo come volete, dove il traffico veicolare è assolutamente vietato ormai da parecchi anni, e vediamo. Dopo l'assalto di migliaia di turisti e visitatori nel fine settimana pasquale, ora il Ponte Vecchio di Bassano deve sopportare anche l'assalto di una macchina decisamente fuori tempo massimo. Già, perché sul monumento nazionale le auto non passano più da qualche decennio ormai, ma il dettaglio evidentemente non era noto a questo guidatore e alle sue compagne di viaggio. Il terzetto a bordo della vettura si è goduto una vista che da qualche tempo ormai è riservata ai pedoni, ma la sfilata è stata ripresa da tantissimi bassanesi e turisti che si trovavano sul ponte o sulle sue spalle al momento dello show. Qualcuno ha pure tentato di spiegare al guidatore che di lì non si poteva passare, ma non è servito a molto e alla fine la macchina si è inerpicata su per via Ferracina e si è immersa nel vasto mondo. È una sorpresa, abbiamo visto passare la macchina, io mi sono permesso di chiedere come mai hanno invaso il ponte e una signora dell'equipaggio mi ha detto che aveva parlato pochi istanti prima col comando della polizia che poteva entrare in città. Ma entrare in città sì, ma no dentro il ponte degli Alpini. I visitatori hanno avuto anche il tempo di scendere dall'auto e di fare delle foto ricordo di una così bella giornata. 2 o 3 minuti, poi sono ripartiti verso Nardini e sono usciti, come niente fosse. Questo video ha fatto il giro del web e di certo tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del ponte, dove, è comunque il caso di ricordarlo, bisogna portare a mano pure le bici, figuriamoci le macchine. 2 dettagli su questa vicenda. Da una parte il conducente capito di aver fatto un errore, si è recato dalla polizia locale ammettendo lo sbaglio, poi cercheremo di capire come è andata a finire dal punto di vista delle sanzioni. Dall'altra sono molte le polemiche per chi ha ripreso queste immagini, sono in molti a dire bisognava fermare la vettura, bisognava. Avete sentito il Sandro Chiminello, noto, celebre volto del centro storico bassanese, il quale ha effettivamente bloccato queste persone, ha cercato di fargli capire che non era il caso di proseguire, ma evidentemente non c'è stato verso. Torneremo su questa vicenda di sicuro questa sera e vedremo se ci saranno anche ripercussioni per i prossimi giorni nel nostro TG Bassano. Chiudiamo la pagina della cronaca con una notizia che ci arriva dalla Guardia di Finanza di Belluno. Parenti serpenti, mai il proverbio fu più azzeccato per definire l'inganno scoperto dalle Fiamme Gialle di Belluno, posto in essere da un 50enne imprenditore ampezzano ai danni dell'anziano prozio residente all'estero, con il quale condivideva la proprietà di un fabbricato andato distrutto da un violento incendio nel 2019. A seguito di quell'evento l'imprenditore diede al prozio la disponibilità a curare le pratiche burocratiche con la compagnia assicurativa per ottenere l'indennizzo che avrebbe dovuto versargli, ma della consistente quota parte del risarcimento l'anziano non ebbe notizie e, stanco di giustificazioni ogni volta diverse, si rivolse alla Guardia di Finanza di Belluno. Le indagini, concluse da poco, gli hanno reso giustizia. Gli accertamenti svolti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Belluno hanno appurato che l'imprenditore, tramite artifizi, aveva messo in piedi una truffa bella e buona nei confronti del prozio. L'assicurazione aveva risarcito il danno coperto da regolare polizza, ma le indicazioni fornite alla compagnia avevano portato quest'ultima a bonificare l'indennizzo su un conto corrente nelle varie disponibilità dell'imprenditore, il
quale, una volta ricevuto il denaro, aveva disposto versamenti a favore di altre attività economiche e imprenditoriali, ostacolando l'identificazione della provenienza delle somme. Sicché ai finanzieri, una volta recuperato il bandolo della matassa, non è rimasto altro che richiedere alla Procura di Belluno una ordinanza di sequestro preventivo detto per equivalente, che ha consentito di confiscare al cinquantenne disponibilità finanziarie e beni immobili per un valore complessivo di 100.000 euro sottratti all'anziano parente. L'imprenditore ampezzano è stato iscritto nel registro degli indagati per i reati di truffa e autoriciclaggio. Ora noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo e siamo in diretta fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13:30 per informarvi di cosa sta succedendo in Veneto. Chiudiamo la pagina della cronaca, pronti a riaprirla ovviamente se arriveranno notizie dalle nostre redazioni, e andiamo a riprendere la pagina del turismo, delle ricadute più o meno positive, perché poi ci sono anche delle valutazioni da fare da parte dell'arrivo di decine di migliaia, centinaia di migliaia di turisti nella nostra regione, da parte del movimento di tantissime persone anche all'interno della regione per il Ponte Pasquale. A Venezia, ad esempio, c'è caccia letteralmente ai posti letto per 40.000 turisti fantasma. I conti non tornano. Nel fine settimana di Pasqua avrebbero dormito a Venezia 40.000 persone in più rispetto al numero dei residenti e a quello dei posti letto disponibili nelle strutture ricettive. A far sobbalzare sulla sedia amministrazione e comando della Polizia Municipale sono stati gli strumenti tecnologici della sala di controllo che si trova al Tronchetto. Il sistema aggancia i telefoni cellulari presenti in città e così dà le stime sulle presenze. Tolti i residenti e chi era nelle strutture ufficiali, che devono anche comunicare i dati per calcolare la tassa di soggiorno, alle 4 del mattino c'erano dunque 40.000 persone in più. Un margine di errore c'è, ma non così ampio. Potevano esserci anche quelli ospitati da amici e parenti, certo, ma 40.000 è pur sempre un numero molto alto. E così ecco la necessità di approfondire. Ora scatteranno controlli su strutture e telefoni, perché l'altro dato che emerge è che rispetto al periodo pre-pandemia le strutture ufficiali sono diminuite, quasi dimezzate a causa della crisi, e quindi la mappa è completamente da rifare. Resta l'enorme punto interrogativo su questi 40.000 letti, sui quali anche Guardia di Finanza e Questura vogliono vederci chiaro. Nella Pedemontana, a Bassano in particolare, si è rivisto il grande pubblico cosiddetto, si sono rivisti soprattutto i turisti stranieri, c'è grande attesa, ci sono grandi aspettative per il proseguo di questa stagione, per i prossimi ponti in arrivo. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione con gli albergatori. Più che positivo il bilancio di questo lungo fine settimana pasquale per ristoratori e albergatori bassanesi. Numeri che non si vedevano da tempo e che davvero fanno sperare per il meglio, anche in vista dell'ormai prossima festività tutta italiana del 25 aprile. Abbiamo avuto molti ospiti stranieri, in particolare la cosa bella è che tutti quanti quelli che sono arrivati dall'estero quest'anno avevano una propensione di spesa più alta degli altri anni. Quindi insomma si sta ripartendo e lo si vede? Lo si vede assolutamente, quelli che prima erano segnali timidi, no, di ripresa, adesso si stanno concretizzando. Il pienone c'è stato in tutta l'area bassanese, no, del giorno di Pasqua, e questo è un trend sicuramente positivo. E anche il prossimo weekend si aspetta un weekend bello ricco. Questo weekend è stato caratterizzato anche dalle lunghe permanenze, quindi turisti che si sono fermati 3 e anche 4 notti, un po' per il volo libero, tanti anche per il cicloturismo, quindi è stato veramente un bel weekend. Il prossimo non sarà all'insegna delle attività outdoor, almeno dalle prenotazioni che abbiamo, ma semplicemente turisti classici delle città d'arte. Anche il turismo di prossimità, quindi il cosiddetto mordi e fuggi, sta vivendo un momento particolare e positivo, quindi speriamo bene che non ci siano ulteriori limitazioni che potrebbero frenare questo trend positivo.
Per quanto riguarda le limitazioni, si sta discutendo proprio in queste ore di quello che potrebbe succedere dopo il 1° maggio, ma ovviamente ce ne occuperemo quando arriveranno notizie più precise sulla fine dell'obbligo dell'uso delle mascherine al coperto all'interno degli ambienti. Ci sono tante ipotesi che si seguono in questo momento, quindi le vedremo poi man mano che arriveranno. Cambiamo ancora argomento, si parla sempre più spesso del PNRR e anche Vicenza propone dei progetti. Ammonta a 3,5 milioni di euro il valore complessivo dei 2 progetti che l'amministrazione ha deciso di candidare al bando pubblicato dal Dipartimento dello Sport nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La prima proposta riguarda la realizzazione di un impianto per diverse discipline sportive all'interno del Parco della Pace. Sono previste strutture per il rugby e una nuova piastra polivalente per la pratica di attività quali pallamano, pallacanestro, calcetto, pallavolo e adattabile anche alle discipline paralimpiche. L'ammontare del finanziamento richiesto è pari a 2,1 milioni di euro. Il secondo progetto mira invece alla rigenerazione dell'impianto sportivo di atletica leggera Guido Perraro in via Rosmini, costruito nel 1956. È prevista la riqualificazione completa dell'area scoperta e della tribuna per il pubblico e dei servizi, oltre alla realizzazione di una pista coperta di 100 metri per la pratica dell'attività durante tutto l'anno. Il finanziamento richiesto di 1,4 milioni di euro. Sempre sul tema del PNRR c'è un accordo fra il Comune di Padova e i sindacati per la gestione delle risorse che arriveranno. Il Comune di Padova riferirà a CGIL, CISL e UIL con cadenza trimestrale sull'avanzamento lavori e l'avanzamento dell'arrivo delle risorse del PNRR. Si attendono in città nei prossimi mesi e anni fondi per opere pubbliche per 2 miliardi di euro. Ospedale, sistema tram, alta velocità ferroviaria, Arcella sono solo alcune delle voci. Il Comune darà un'attenzione massima insieme alla Prefettura. Con i sindacati si vigilerà anche sulla correttezza dei contratti di lavoro applicati dalle imprese impegnate. Un protocollo condiviso, ha detto il sindaco Giordani, che serve a lavorare insieme in modo corretto. Questo è il senso del protocollo che il primo cittadino padovano ha sottoscritto con i segretari di CGIL, CISL e UIL Aldo Marturano, Samuel Scavazzin e Massimo Zanetti. Vediamo ora la situazione dei rincari di prezzi delle materie prime. L'assalto dei turisti a Pasqua nelle località venete dimostra come nel mondo l'Italia e la nostra regione rimangano una delle mete preferite per trascorrere una vacanza o anche solo qualche giorno. Dare risposte ai visitatori dunque è una responsabilità con la quale si deve fare i conti, risposte che passano anche e soprattutto attraverso le opere pubbliche, ancora di più se all'orizzonte c'è un appuntamento chiamato Olimpiadi invernali. Interventi che però rischiano di non vedere mai la luce o di subire forti ritardi a causa dei rincari delle materie prime. Lo stesso presidente Zaia aveva lanciato nei giorni scorsi l'allarme sull'aumento del 20% dei costi delle opere in cantiere per i Giochi Olimpici del 2026. Abbiamo un'occasione da sfruttare, quella del PNRR, sottolinea il senatore PD Ferrazzi. Sono quattrini che però rischiano di non essere spesi a causa appunto dell'aumento dei costi delle materie prime, dei costi delle lavorazioni e via dicendo. Un esempio su tutti, la TAV. Una delle opere più importanti a livello di tutto il nostro paese, non solamente del Veneto, che deve finirsi nel modo più veloce possibile, abbiamo visto che non ci sono state le offerte. I senatori del PD sono al lavoro per chiedere al governo provvedimenti ad hoc. A ripensare per esempio tutte le nuove gare, perché è chiaro che ci sono delle gare che non si stanno chiudendo, non ci sono offerte, perché i prezzi sui quali erano state pensate sono superati e non sono più all'ordine del giorno. E dall'esecutivo è arrivato un impegno in tal senso. Ripensare queste gare con un nuovo prezziario che sia, come dire, adeguato alla realtà dei fatti, in modo tale da mettere nelle condizioni le imprese di concorrere per fare le opere in tempo utile. Dopodiché dobbiamo anche tornare però a un punto in cui i prezzi tornano ad essere prezzi normali e per questo dunque non basta un nuovo prezziario ma servono delle politiche in questa direzione.
Se le bollette di case e aziende sono sempre più salate, sia per quanto riguarda la corrente che per quanto riguarda il gas, i comuni e le istituzioni non se la passano certo molto meglio. Addirittura c'è chi decide di spegnere l'illuminazione pubblica. È una scelta dolorosa che è obbligatoria in un momento in cui le bollette sono state sostanzialmente raddoppiate. Non c'erano alternative, altrimenti avremmo dovuto mettere le mani nelle tasche dei cittadini e questo momento storico era impensabile. Il comune di Noventa Padovana spegne le luci di vie e piazze del paese per risparmiare sulla bolletta dell'energia. Una decisione presa dal sindaco Bano per evitare di incidere sulle tasche dei suoi concittadini. La spesa di energia elettrica infatti per quest'anno era stata stimata di oltre 440.000 euro, praticamente il doppio rispetto a quella dello scorso anno. In questi giorni le luci dei lampioni si sono spente e così sarà per tutto il periodo primaverile ed estivo. In alcune zone è già stata tolta l'illuminazione perché non riusciamo a farlo in maniera totale sul comune, ma dobbiamo farlo a tratti per raggiungere il risultato finale. Ecco, considerate che solo per questa operazione qua il comune spenderà 4.500 euro. È il motivo per il quale abbiamo deciso di sostanzialmente chiudere l'illuminazione dall'1 di notte alle 5 di mattina, perché nel periodo estivo alle 5 è già chiaro, quindi non riparte, perché dopo l'illuminazione ripartirà con i sensori. D'inverno invece nel periodo invernale alle 5 è ancora buio e quindi ripartirà l'illuminazione fino alle 7-7:30. Una decisione, quella di spegnere le luci, che non inciderà sulla sicurezza del comune, ha poi sottolineato Bano. Il territorio più videosorvegliato secondo me del Veneto a questo punto, perché con l'ultimo progetto abbiamo investito a 350.000 euro di telecamere. Ci sono progetti che arrivano da lontano come quello dell'alta velocità e la TAV è in arrivo nel Vicentino. Scattano le deviazioni per consentire i lavori della TAV. Il cavalcaferrovia di Via Battaglia ad Altececcato chiude per permettere l'inizio dei lavori di abbattimento e ricostruzione del manufatto in vista dell'arrivo della linea ferroviaria a alta velocità. Da martedì prossimo, 26 aprile, e per tutta la durata dei lavori, prevista fino a gennaio 2023, la viabilità subirà delle deviazioni e il traffico sarà incanalato sulla bretella della superstrada pedemontana veneta che si collega con la strada regionale 11. La segnaletica indicherà i percorsi alternativi per bypassare il ponte. Il primo cittadino Gianfranco Trapula ha ricordato che questo cantiere, il primo dei cantieri che partono per la TAV sul territorio, comporterà inevitabili disagi alla circolazione, ma che si tratta di un'opera strategica e dalle tempistiche inderogabili. Parliamo di altri progetti, ci spostiamo nella zona del Piave per la battaglia contro un nuovo bacino di laminazione. Abbiamo presentato il secondo ricorso al Tribunale Superiore delle Acque di Roma. Questo ricorso è in particolare avverso al piano di gestione del rischio alluvioni del piano emesso dall'autorità di bacino, perché nel grande tabellone degli interventi che questo piano comprende una righina è riferita alle casse di laminazione delle Grave di Ciano per un importo di 150 milioni di euro. Per il sindaco di Crocetta serve ben altro a giustificare il megaprogetto di un bacino di laminazione sulle Grave di Ciano nell'alveo del Piave, un'opera da 35 milioni di metri cubi distribuiti su 555 ettari, e così dopo il ricorso presentato nella primavera del 2021 contro la delibera regionale 302 che avviava la gara per la progettazione fino alla cantierabilità, eccone un secondo nei confronti delle autorità di bacino che non avrebbe previsto per un'opera così delicata e complessa una valutazione ambientale strategica. Noi riteniamo che un'opera che è terza dopo in termini di costi dopo il Mose e l'idrovia Padova-Laguna meriti un approfondimento ulteriore. Come è avvenuto per il primo ricorso, a mobilitarsi con degli atti ad adiuvandum sono quasi tutti i comuni rivieraschi. Tra i più combattivi c'è Vidor, con motivi molto pratici. In una piena del Piave come nel 2018
non sarebbe in grado di trattenere tutta la massa d'acqua che verrebbe giù dal Piave. Nel giro di qualche ora queste casse potrebbero essere già piene, colme, e quindi l'acqua dopo dove esce, dove va? Verrebbe, come da principio che noi conosciamo bene il Piave, verrebbe verso il comune di Vidor, quindi andrebbe ad allagare le grave del Piave di Vidor per poi proseguire verso Moriago e verso Sonalia. Una visione condivisa anche dall'altra parte del fiume Apederoba, dove si sta valutando il secondo ricorso. Spero nel confronto costruttivo con la Regione, con il Ministero dell'Ambiente, che sono gli organi competenti in materia. Diciamo che l'asta del Piave dovrebbe essere interessata da un intervento importante dalla sorgente alla foce, con la polizia, con l'ordine di tutto quello che comporta le piene del Piave, trasporto del materiale. Una partita legale, giudiziaria ma anche politica. Quasi tutti i sindaci ricorrenti sono della Lega, stesso partito che guida la regione. Nessuno da queste parti si nasconde dietro un dito. Io sono della Lega, sono militante da qualche anno, però diciamo più importante per me e anche per i miei collaboratori è la salvaguardia del territorio. È una battaglia del territorio. Noi il confronto con l'amministrazione regionale è sempre stato costruttivo, ha sempre dato dei frutti. Spero lo sia anche questa volta. È un territorio che ha bisogno di un aiuto. Poi la politica darà una sua interpretazione di tutto questo. Staremo a vedere. Noi siamo qui e attendiamo. Andiamo a vedere adesso quelle che rischiano di essere le ricadute importantissime dell'emergenza mais sulle stalle del Veneto. Stanno chiudendo le stalle e quando chiuderanno le stalle non riapriranno più. Emergenza materie prime in agricoltura, il focus della situazione in Veneto direttamente dall'assessore regionale Federico Caner, coordinatore della CPA, Commissione delle Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni. Situazione emergenziale, annuncia, per la quale nelle prossime ore è previsto un incontro tra la Regione e il Ministro Patonelli. In particolare in Veneto, in Pianura Padana, ma non solo, anche in altre realtà italiane, sta mettendo in ginocchio la nostra agricoltura, in particolare legata all'allevamento. Con le stalle a rischio chiusura a causa della mancanza del mangime per gli animali d'allevamento, così a catena il crollo delle produzioni alimentari di origine animale. E questo significa non solo perdita di prodotto, di latte, ma anche, io penso, ai nostri prodotti tipici, che guardate sono fondamentali anche per l'aspetto turistico, perché questa regione attrae anche per ciò che dà non solo dal punto di vista culturale e naturale, ma anche enogastronomico. Il 25% dei turisti internazionali si muove con questa motivazione: perdere i nostri formaggi tipici fatti col latte veneto. Se mi manca il latte veneto mi mancano anche i prodotti tipici, quindi è un tema non di poco conto. Se poi dobbiamo anche tenere presente che vedrete che a breve il latte tornerà a costare oltre 60 centesimi, quindi lo andremo a importare dai tedeschi pagandolo di più. Sanità, cambiamo argomento. Nuovo edificio per ospitare l'innovativo macchinario per la risonanza magnetica a Padova. Arriva a Padova 7 Tesla, un macchinario tra i più innovativi per la risonanza magnetica. L'azienda ospedaliera ha infatti presentato la richiesta per il parziale cambio di destinazione d'uso di un'area di sua proprietà tra via Horus e via San Massimo, al fine di realizzare un nuovo sito per ospitare questo sistema di risonanza, unico esemplare per il sud Europa. Il Consiglio Comunale di Padova ha infatti approvato ieri sera la variante urbanistica che consente proprio il cambio di destinazione d'uso dell'area, che permetterà così di realizzare una parte di edificio dove verrà installato il macchinario con funzioni di ricerca e diagnostica clinica di terzo livello. Si tratta di un progetto da 15 milioni di euro. Gli apparecchi in uso oggi sono a 3 Tesla, quello che verrà installato è 7 Tesla. La macchina a campo ultra alto renderà possibili ricerche innovative innanzitutto sul cervello, consentendo di effettuare analisi altrimenti inaccessibili in modo non invasivo, testandone gli effetti in tempo reale. L'area dove verrà realizzata la struttura è di 5.190 metri quadri e oggi è utilizzata come parcheggio per 200 posti auto. Verrà quindi realizzato un edificio di quasi 8.000 metri cubi su 3 piani. Restiamo nell'argomento, restiamo a Padova per un importante studio scientifico. Le
Leucemia linfatica cronica, scoperti i marcatori che la fanno evolvere in linfoma aggressivo. L'importante scoperta è stata fatta da un team di ricercatori padovani che ha individuato come la leucemia evolve in sindrome di Richter e come ottimizzare l'uso dei farmaci per la cura. Utilizzando questo strumento pubblicato in una prestigiosa rivista scientifica, al momento della diagnosi della leucemia linfatica cronica sarà possibile identificare quali saranno i rischi di sviluppare la sindrome di Richter a distanza di 10 anni, 3% nel basso rischio, 31% nell'alto rischio. La leucemia linfatica cronica è un tumore raro, ma il tipo più frequente di leucemia che colpisce la popolazione occidentale. Lo studio è stato portato avanti dal dottor Andrea Visentin, ricercatore del Dipartimento di Medicina dell'Università di Padova e primo autore dello studio insieme al professor Livio Trentin, ordinario della cattedra di ematologia dell'Università di Padova. Restiamo in tema sanitario, ma in un'altra zona e soprattutto con un altro punto di vista, il punto di vista di un giornalista che non può fare il suo lavoro al San Bassiano. Quando arriva la stampa o la televisione ai varchi, mandarli in portineria. Questa frase campeggia ben stampata nero su bianco ai varchi dell'ospedale di Bassano del Grappa, dove gli operatori che effettuano le operazioni preliminari per l'ingresso nella struttura hanno l'ordine di spedire immediatamente i giornalisti in portineria. Vabbè, potrebbe dire qualcuno, magari si tratta di un sistema per agevolare la stampa nello svolgimento delle proprie funzioni. Ce lo siamo chiesto anche noi e ci siamo presentati al varco del San Bassiano. Ecco qui la presentazione ufficiale. Buongiorno, devo vedere una persona. Sono un giornalista. Avete sentito? Un giornalista che deve vedere una persona. Non si parla di medici o primari da intervistare, non si parla di segnalazioni da raccogliere, solo di una persona da vedere per lavoro. A questo punto, però, scatta il nuovo protocollo al quale tutti si attengono scrupolosamente, pure noi, e ci avviamo in portineria. Buongiorno, mi hanno mandato qua, sono un giornalista Caravello di Rete Veneta, devo vedere una persona. E qui scatta il filtro. Dalla portineria parte una telefonata in direzione con la segnalazione della presenza di un giornalista in ospedale. Tempo 2 minuti e dalla direzione arriva una telefonata dello staff del DG Carlo Bramezza. Una volta chiarito che si tratta di una visita di lavoro, chiedono con chi si voglia parlare. Ma non lo sapranno, c'è il segreto professionale, anche perché magari l'argomento da trattare esula completamente dai temi sanitari. Potremmo dover parlare con un medico, un operatore o un paziente o il parente di un paziente che non può muoversi dall'ospedale. O potremmo aver fissato un appuntamento con qualcuno che ha qualcosa da dirci nel bar del San Bassiano. In ogni caso, senza nome non si passa. Ringraziamo, salutiamo e ce ne andiamo, portandoci appresso una spiacevole sensazione e una domanda. Perché nell'ospedale di Bassano del Grappa, lo stesso nel quale la direzione ha impedito a una troupe di Rete Veneta di partecipare a una conferenza stampa, un giornalista non può svolgere il proprio lavoro senza doverne rendere conto alla direzione? E al governatore Luca Zaia chiediamo se sia a conoscenza di questa forma di censura attuata all'interno di uno degli ospedali del Veneto. Cambiamo ancora argomento, andiamo a Vicenza per una segnalazione dei nostri telespettatori. Mi chiamo Marina, ho mio papà che è sepolto al Cinerario, si chiama, no? Da 13 anni, però non possiamo andarlo a trovare da 6-7 anni, è una vergogna immensa. Mia sorella Miriam ha mandato lettere dappertutto, ma non riusciamo che aprano, insomma. Adesso c'è anche mia mamma dentro là da 3 settimane e non so quando andremo a trovarli, insomma è una vergogna infinita. Nonostante l'invito a portare pazienza, ne varrà la pena, suggerito dal cartello davanti al cantiere del cimitero maggiore, la pazienza dei vicentini invece sembra proprio essere agli sgoccioli. La nuova segnalazione sul protrarsi dei lavori al cinerario della nostra telespettatrice Marina testimonia quanto sia attesa la consegna alla cittadinanza di questo importante servizio, come ci aveva testimoniato la signora Miriam all'indomani della festa dei defunti lo scorso autunno. Penso che sia dal 2014-15 che è chiusa. Io ho mio papà lì, è stato sepolto nel 2009. Da lì non siamo più potuti entrare. Quando si potrà vedere finita o entrare a portare un fiore ai nostri morti che sono lì?
Il tetto da risanare di quest'area del cimitero monumentale è ancora la causa delle lungaggini. Il suo restauro è vincolato dalla soprintendenza, che avrebbe richiesto vari supplementi di indagini conoscitive sul manufatto prima di intervenire. I lavori, complicati anche dalla pandemia, sembrano proprio non avere fine. Al momento, nonostante l'alto valore artistico dell'edificio, la situazione per i cittadini è indecorosa. È diventato un deposito delle bare che aspettano di quelli che aspettano di essere cremati, e non mi sembra giusto, insomma, perché c'è parecchia gente là dentro. E non mi sembra giusto privare i familiari di andare a trovare i loro cari, di andarli a salutare. Ecco, è una cosa... Le dico, sono 6-7 anni, indegna, proprio indegna. Ringraziando la signora Marina per la segnalazione, torneremo nuovamente alla carica per presentarla a chi di dovere e cercare di ottenere risposte. Quindi non finisce qui, ma continua. Vi terremo informati su questa vicenda, ovviamente invitiamo tutti i nostri telespettatori a segnalarci situazioni come questa per poi poterle portare all'attenzione delle istituzioni. Andiamo a Venezia, sono in corso i lavori di messa in sicurezza della Basilica di San Marco. Quanti mesi serviranno ancora per vedere finalmente completati i lavori a difesa della Basilica di San Marco? Alla domanda che tutti i veneziani non solo si fanno, il patriarca risponde così. Ma i lavori sono partiti, è chiaro che ci sono 1000 intoppi di 1000 tipi che di volta in volta si trovano e emergono. Ecco, speriamo che adesso si sia presa la strada che di qui a un anno, speriamo, porti alla conclusione vera dei lavori. Usa la misura della prudenza Monsignor Francesco Moraglia, soffermandosi sul cantiere ai piedi della Basilica Cattedrale di San Marco, da poco ripartito con fatica dopo un lungo stop. Troppi rinvii ci sono già stati per traguardare una conclusione a breve termine. La speranza del patriarca è di finire l'intervento entro un anno e sugli eventi in città. Questi grandi eventi sono stati presenti, anche se in parte con le regole proprie del tempo di pandemia, sono stati presenti anche durante i momenti più difficili. Naturalmente Venezia vive di questi eventi, li produce, è la cornice ideale, quindi penso che questi eventi certamente si renderanno presenti in modo regolare. Chiudiamo con le notizie riguardanti il Covid, perché ci dice l'ANSA che il ministro Speranza ha rilasciato una dichiarazione. La pandemia non è conclusa, dice il ministro. Siamo usciti dallo stato di emergenza e siamo in una fase diversa da quella del passato, ma il virus non è scomparso. Oggi c'è più di 1 milione di italiani, 1.200.000 italiani, quindi sono dati ovviamente a livello nazionale con il Covid, e ancora ci sono delle vittime, quindi non bisogna abbassare la guardia, dice il ministro, bisogna avere prudenza e insistere con la campagna di vaccinazione. Chiudiamo dandovi al volo, anche senza mostrare la grafica perché sono proprio 2 numeri al volo, i dati dell'emergenza Covid. Sono 7.423 i nuovi positivi, gli attualmente positivi sono 74.045. La pressione sulla sanità in questo momento rispetto ai giorni scorsi resta praticamente invariata. Sono da segnalare anche e purtroppo ancora 13 decessi in tutto il Veneto a causa del Covid. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Fabio Verin per la regia, tutti i colleghi che ci hanno permesso assieme agli operatori di portare nelle vostre case tutte le notizie dal Veneto. Vi invitiamo a seguire TG Bassano e TG Vicenza di questa sera per conoscere tutto quello che non è stato detto fin qui e vi auguriamo un buon pomeriggio.